Un saluto per tutti coloro che stanno seguendo questa intervista, fortunatamente rilasciata in video dal nostro Francesco Gemito. Ciao Francesco! Ciao Ida, ciao a tutti. Salutando i nostri amici, intanto ripercorreremo un po' il tuo vissuto che ti lega alla tua professione attuale. Soprattutto, ma Francesco Gemito, la prima domanda comincio, come nasce artisticamente? Artisticamente nasce per puro caso, perché all'età di 14 anni, 13, non ricordo proprio esattamente, in edicola comprai il libro di Totò, dal titolo A Livella, che tutti conosciamo a memoria, almeno i napoletani. E diciamo questa poesia mi ha affascinato moltissimo, tanto da comprare altri libri di altri autori. Man mano ho iniziato a leggere Viviani, Ferdinando Russo, Bovio, e a Mario, il grande Edoardo. Però quelle che mi ha colpito di più di tutti questi grandi poeti è stato sicuramente Raffaele Viviani. Lui ha catturato la tua attenzione attraverso le tante opere. Ecco che nascono così che le credenziali di Francesco Gemito, che li portano comunque ad avere tanti esordi, no? Nel campo della cultura e non solo, anche un legame stretto con il giornalismo. Sì, vabbè, il giornalismo diciamo che è nato qualche anno fa, però io per una vita, diciamo, da 13-14 anni fino ai 25 anni mi sono sempre dedicato alla poesia, scrivendo versi, eh, partecipando a concorsi letterari, ho vinto diversi premi, ho conosciuto diversi autori bravissimi che mi hanno aiutato a scrivere bene, soprattutto il dialetto napoletano perché non è una lingua facile da scrivere. Ho conosciuto anche in questo settore il maestro Sergio Bruni che mi ha aiutato moltissimo. Poi il giornalismo diciamo è nato per puro caso così, quando venni contattato dalla mia amica Luisa Marro, una professoressa, e mi proposi di scrivere per il giornale L'Altro Lato, un giornalino locale di Casoria, la mia città attuale. Ho scritto per questo giornalino per diversi mesi e poi dopo ho iniziato una collaborazione per quasi 2 anni con il giornale di Casoria, diretto dal direttore Peppe Storti e dall'editore Carlo De Vita. Cosa ne pensi della tua città, Casoria? La mia città, cosa ne penso? La mia città potrebbe essere il fiore all'occhiello della Campania. La mia città è la città considerata la città dei santi, perché qui è nato San Ludovico e tramite San Ludovico sono venuti altri servitori di Dio che anche loro sono diventati santi. Però da questi santi poi sono nati tanti diavoletti che hanno distrutto questa città, l'hanno distrutto con la delinquenza, con la disoccupazione, con la spazzatura, con l'inquinamento, con le aree di cimessi abbandonate. Ne hanno fatte di tutti i colori. E oggi Casoria è una città che vive veramente una situazione critica, è una città abbandonata, una città che non ha un futuro perché è stata sempre governata male. E torniamo invece al discorso di prima, no? Al riguardo delle tue grandi opere. E io ho letto poc'anzi una bella poesia dedicata al grande Pino Daniele, con Ah il suo sì, bel patrimonio artistico che ci ha sì, sì, lasciato. sì, sì. Pino Daniele, vabbè, l'inizio del 2015 è stato un po' doloroso per tutti quanti per questa improvvisa scomparsa di questo grande musicista, questo grande interprete della canzone napoletana, uno che ci ha portato in tutto il mondo con orgoglio e con amore. A Pino Daniele, Napoli, nato corso e formato, nato artista un po' potuto, musica più poverella. Napoli è una gatta a spocca che andava con suo figlio che ti ha voluto tanto bene. Poi il mondo ti ha portato per ti far essere più bella. Napoli è mille colori quando amarezza te ne convierte. Come a Pullicinella ti pigliava allenamento. Napoli, sto cuore si è fermato ma la musica respira ancora. Quello non muore mai. Ci fa suonare, ci fa sperare. Ci fa da una tazzolina di caffè. Napoli. Chi parla male in noi, io gli dico sti parole. Noi siamo pazzi, non ci scassa tu cazzo. E la musica di Pinuccio continua a sospirare.
E certo che continua a sospirare la grande musica del di Pino Daniele, che ci ha del lasciato comunque questo patrimonio che non andrà mai via, intramontabile. A E Napoli comunque abbiamo avuto anche tanti altri tanti, artisti certo, che ci hanno lasciato un grande patrimonio, tra cui anche il grande Sergio Bruno, che non lo dobbiamo dimenticare, lo stesso Merola, Murolo, Renato Carosoli, cioè a Napoli abbiamo avuto veramente i più grandi artisti a livello mondiale. vabbè, abbiamo parlato di quest'ultimo che ci ha lasciato. Quest'ultimo che ci ha lasciato, e di recente ci ha lasciato anche un altro grande artista che è Luca De Filippo. Sì, il che- grande. Poi adesso, dai tuoi appunto prediletti, tuoi preferiti, passiamo invece alle tue opere, alle mie opere. quelle Sì. personali. Io ho pubblicato nel 92 Il paese del poeta, è stato il mio primo volume di poesie, sia in dialetto napoletano che in lingua. Poi successivamente nel 2008 ho pubblicato Voglia di un mondo migliore, un libro di liriche in lingua. Poi ho pubblicato il primo romanzo La rabbia e l'amore, successivamente Respiro d'amore, un altro volumetto di poesie, e poi attualmente, se qualcuno è interessato, può andare alla Feltrinella a chiedere L'amore sbagliato, scritto da Francesco Gemite ed Elena Marotta, un'autrice che saluto, una mia carissima amica. Quali sono i tuoi sentimenti più provati quando scrivi? Dipende, io dedico sempre le mie opere all'amore, però quando penso alla mia città mi dedico di più a scrivere argomenti attuali, argomenti che mi fanno anche male, però il mio pensiero è rivolto sempre alla mia città di Casori, e per cui voglio dirti che sto scrivendo un libro che racconta la storia criminale di Casoria, un libro che farà molto discutere. Mi assumerò le mie responsabilità, però sono consapevole che non sono il Saviano, e attenzione, non sono il secondo Saviano, ma sono sempre Francesco Gemito, scrivo quelle che sento, però soprattutto io scrivo la verità. C'è sempre il rischio, e a questo punto ti vedo temerario, no? No, no, sto tranquillo, tranquillo. Ti vedo temerario per l'appunto di affrontare una tematica, Sì, una tematica molto difficile. molto sì, difficile, molto difficile. però noi l'aspettiamo con tanta curiosità. Quindi lanciamo quest'ultima domanda per poi salutarci, terminare, salutare un po' tutti gli amici che sono stati attenti a seguire le tue parole. Intanto un saluto da parte mia. Sei sempre unico nella tua specie, complimenti, vai sempre avanti Tu sei così. sempre bella, questo te lo voglio dire. È un complimento, però sei sempre bella. Grazie Francesco. Non so a chi dobbiamo ringraziare per la tua bellezza, però tu sei sempre bella. Ringraziamo anche il carissimo amico Enzo De Vito. L'amico regista, sì, Sì? che ci conosciamo da moltissimi anni. Enzo, da quanti anni ci conosciamo? Saranno proprio Da sempre, da da sempre, piccolini. da sempre, sì, sì. Quindi Siamo amici di infanzia. un'ultima domanda, i tuoi obiettivi per esempio, ci saranno tante altre opere e soprattutto qualcosa per la tua città. Per il momento sto scrivendo questo libro che racconta la storia criminale di Casoria, e poi per la mia città ho intenzione di candidarmi prossimamente come consigliere comunale, sperando che i cittadini riescano a capire quali sono le mie intenzioni. Io voglio vivere queste esperienze, ho vissuto tante belle esperienze da giornalista, da scrittore, da poeta, e voglio anche vivere questa breve esperienza politica. Voglio vedere un po' come si respira proprio stando all'interno, cioè voglio capire perché quelle persone hanno distrutto la mia città. Voglio stare proprio in mezzo a loro, voglio capire. E ci vuoi Perché credere? ci voglio credere, perché non è possibile che Casoria deve essere considerata una terra bruciata. Casoria ha una storia, e quella storia questi l'hanno bruciata, l'hanno distrutta, e questo a me non sta bene. Quindi ben venga, sarà una vita da leone, non Sarà appena una vita da leone. entrerai. Io non mi arrendo mai. Io sono partito che avevo 12 anni che ho iniziato a lavorare nei bar, e oggi sono dipendente pubblico, ci credo sempre e vado sempre avanti. Nessuno mai mi ha dato niente, tutto quello che ho me lo sono fatto con le mie stesse mani, e Un ne sono saluto orgoglioso. quindi da parte di... Francesco Gemito, Ida Piccola, Enzo De Vito e tutti gli amici che ci seguono. Ciao!